Buongiorno a tutti, questa è la recensione di una forbice per potatura a cricchetto della Eurogarden che ho acquistato alcuni giorni fa in offerta all'Eurospin alla modica cifra di 4,99 €. La forbice a cricchetto è una forbice particolare perché rispetto a quelle comuni che si trovano a vendere permette di tagliare con maggior facilità rami di uno certo spessore, nel caso specifico fino ad un massimo di 20 mm, quindi è quello che a me bastava dovendo fare la potatura di alcune rose che ho io. La forbice a cricchetto, per chi non lo sapesse, è uno strumento che agevola il taglio di rami di un certo spessore perché in pratica ponendo la lama sul ramo spesso con le forbici tradizionali non si riesce a tagliare il ramo al primo colpo. Con questa qui invece la lama rimane ancorata al ramo e facendo leva sui due bracci qui si riesce a tagliare il ramo con meno fatica e senza lasciare slabrature sul taglio. Come dicevo, appunto, la cifra di 4,99 € mi ha non poco attirato, visto che ne ho visti in commercio di altre non all'Eurospin, il cui costo minimo si aggirava attorno ai 15 €, non meno di 15 € le ho trovate. Allora, la confezione nella parte anteriore mostra appunto il limite di taglio che è di 20 mm, lo spessore del ramo non deve essere superiore a 20 mm. Dietro ci sono le istruzioni anche in lingua italiana, con anche delle foto a fianco, per quindi comprendere meglio anche le istruzioni. Ok, abbiamo tolto la copertina con le istruzioni e adesso togliamo dalla custodia in plastica la forbice, eccola qua. Adesso ho pesato la forbice per conoscere il suo peso e pesa 230 grammi. La forbice non è pesante, è leggera. La struttura la struttura non è in plastica. L'impugnatura, quella che io avevo il sospetto, non è assolutamente in plastica ma è in metallo, quindi ha una certa robustezza. Dunque la forbice ha un sistema di sicurezza per lo sblocco, che è questo qui. Tenendola un po' chiusa e spingendo verso il basso la forbice si apre, come potete vedere. La caratteristica di questa forbice a cricchetto sono come qui si può vedere le 4 asole lungo le quali si muove questo congegno. In pratica, se l'oggetto da tagliare è molto fine, lui passa direttamente alla prima asola e taglia. Nel caso invece il ramo, l'oggetto da tagliare sia più spesso, in pratica cosa succede? Si ferma al quarto e poi lo si fa avanzare gradualmente sulle altre asole. Vedete? Si parte dalla prima, poi si fa passare sulla seconda, sulla terza e infine sull'ultima. In questo modo, quando si ha un ramo di notevoli dimensioni, la lama rimane bloccata sul ramo. Progressivamente la lama affonda il taglio fino a che il ramo non si stacca. Questo permette quindi una minor difficoltà a tagliare il ramo e anche una minore forza da esercitare, con un taglio netto, senza slabrature. Una volta che si termina l'uso della forbice, non ci serve più,
si chiude e si porta in alto il blocco. Ecco qua, la forbice rimane chiusa in sicurezza. Cosa segna? C'è un'impugnatura molto ergonomica su questo lato in plastica morbida, e invece da quest'altra parte è tutto in ferro, e qui anche in rigata, probabilmente per un migliore grip, per avere un migliore grip con l'indice. Dunque, allora, dopo avervi fatto vedere le caratteristiche principali di questa forbice, che ripeto ho comprato all'Eurospin a soli 4,99 €, vedremo se effettivamente è stato un buon acquisto, se cioè questa forbice fa il suo dovere, taglia bene i rami di uno spessore massimo di abbiamo detto 20 mm, e a più tardi.